Quello del 2022 sarà un Natale al buio, così almeno a Pordenone, dove a causa del caro energia il comune ha deciso di spegnere le luminarie di Natale. Le festività 2022 quindi saranno in tono minore, la festa sarà concentrata, dedicata solamente a un'area del centro storico. Anche a Udine è previsto un taglio da 100.000 euro sulle spese per il prossimo Natale. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 21 settembre 2022, la prima notizia del giorno riguarda la stretta per il Natale 2022, la scelta di alcuni comuni, oggi parliamo di Pordenone e Udine, di tagliare i costi per le festività 2022 per il prossimo Natale. Allora abbiamo Pordenone che spegnerà le luci solo nel centro storico, addobbi e luci, ma niente nelle periferie, un segnale di sobrietà, quindi la zona illuminata sarà appunto ristretta a una parte concentrata nel centro storico. Anche a Udine un piano di austerity, taglio appunto da 100.000 euro come abbiamo detto alle spese per le feste. La notizia in un articolo di Marco Agrusti sul Gazzettino di oggi. Nella città friulana però è confermata la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le casette per il mercatino. Insomma, ci saranno comunque le festività natalizie, ma appunto saranno un po' al buio e sicuramente in formato ridotto a causa del caro energia, dell'inflazione e dei costi sempre più elevati. Un piano simile, anche se meno dettagliato, di quello di Pordenone sarà varato anche a Udine, dove l'amministrazione ha annunciato tagli sul Natale. Saranno feste meno luminose e meno rumorose, ha rassicurato appunto l'amministrazione comunale di Udine. Insomma, austerity natalizia, la prima notizia di oggi. Voltiamo invece pagina e spostandoci sui quotidiani del gruppo Gedi, nelle pagine dedicate alla cronaca regionale troviamo una pagina intera dedicata alla cosiddetta generazione alternanza, insomma i ragazzi delle scuole superiori che fanno appunto l'alternanza scuola-lavoro in Veneto. Qualche numero: sono 130.000 gli studenti veneti delle scuole superiori che ogni anno vengono coinvolti nei percorsi PCTO, questa è la sigla che indica i percorsi dell'alternanza scuola-lavoro. Si chiamava appunto alternanza dal 2018, però il nome è cambiato in PCTO, cambia il nome non la sostanza, spiegano i quotidiani del gruppo Gedi. Sono obbligatori per tutti gli iscritti al triennio delle superiori e si tratta di un certo monte ore settimanale, dalle 90 alle 210 ore settimanali, primo passo nel mondo del lavoro. Servono una convenzione per attivare questi tirocini curricolari, un piano formativo, ma gli studenti spiegano, raccontano che non sempre si tratta di veri e propri stage, vere e proprie attività, percorsi di formazione all'interno del mondo del lavoro. Infatti il titolo dei quotidiani del gruppo Gedi riporta un virgolettato appunto degli studenti che parlano di lavoro a costo zero camuffato da formazione. I tutor non sono formati oppure non seguono gli studenti, ma così gli incidenti si moltiplicano. Incidenti come quello che è avvenuto pochi giorni fa nel Veneziano, dove uno studente in alternanza scuola-lavoro è morto all'interno dell'azienda in cui aveva iniziato a svolgere il suo tirocinio di appena 4 giorni. I dati Spisal sono riportati all'interno di questa paginata, parlano di un cantiere edile su 6 che non è a norma. Tutto rimesso alla serietà di presidi e ditte. In un anno sono morti 3 alunni in formazione e c'è da chiedersi quindi se i tutor facciano dei veri controlli. C'è il racconto di studenti che portano la loro esperienza: spostavo pesanti lastre di metallo a braccia di continuo e sempre da solo, racconta uno. Insomma,
un'inchiesta, quella firmata da Laura Berlinghieri, per i quotidiani del gruppo Gedi di oggi. C'è anche un'intervista a Marco Nimis, coordinatore della rete degli studenti medi del Veneto. Parla di poca informazione e di tutor spesso inadeguati. A volte i PCTO, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono ottime occasioni. Il problema è che tutto dipende dalla fortuna dei ragazzi di trovarsi nell'azienda giusta, con il tutor adeguatamente formato. Spesso gli studenti raccontano all'associazione della rete degli studenti medi che i tutor li lasciano in realtà soli dopo la prima spiegazione, oppure raccontano di essere affiancati da tutor che non riescono a controllarli opportunamente perché gli studenti sono tanti all'interno della stessa azienda, ma il tutor è solo uno. I ragazzi sono formati sulla sicurezza, chiede la giornalista, con un video lezione preliminare attraverso il registro elettronico e con un secondo percorso di formazione in azienda. Informati dei reali rischi che possono correre nella ditta? Dipende dal titolare dell'azienda, dalla sua attenzione e dalla sua sensibilità, spiega Nimis della rete degli studenti medi. I settori in cui si raccolgono più segnalazioni di criticità da parte degli studenti, un settore su tutti, l'edilizia, per crolli, problemi strutturali ai macchinari, e poi l'agricoltura. Il problema in ogni caso sembra strutturale perché, spiega Nimis, anche se ci sono ragazzi entusiasti di questo percorso, il problema è che non è stato standardizzato correttamente e molto spesso si tratta di lavoro puro camuffato da stage. Insomma, il problema dell'alternanza scuola-lavoro è che molto spesso diventa una forma di manodopera gratuita per le aziende. In alcuni casi è formazione vera, in altri è sfruttamento. Questa la sintesi della posizione della rete degli studenti medi del Veneto, e nelle parole di Marco Nimis, coordinatore regionale. Dopo la morte di Giuliano De Seta, lo studente 18enne rimasto ucciso in azienda nel Veneziano mentre svolgeva il suo percorso di alternanza scuola-lavoro pochi giorni fa. Tra l'altro il terzo infortunio mortale in un luogo di lavoro in Veneto nell'ultima settimana, una strage che non accenna a finire e che non risparmia appunto nemmeno gli studenti in alternanza scuola-lavoro. Chiudiamo questa pagina e proseguiamo con le notizie dalla rassegna di oggi. Verona, Padova e Venezia tra le città più care d'Italia, 3 capoluoghi veneti tra le 15 città più care del paese, ovvero tra i comuni capoluogo di provincia con più di 150.000 abitanti. Lo dice l'Istat nella rilevazione mensile di agosto 2022, ma è un trend in crescita che prosegue dallo scorso anno. Se compariamo infatti l'indice su base annua, ad agosto 2021 ad agosto di quest'anno, la classifica delle città venete mette sul podio Verona, che registra un più 9,7%, seguita da Padova più 9,1%, Vicenza più 9,05%, esclusa dalla classifica nazionale Istat perché sotto i 150.000 abitanti, Treviso ancora con un più 8,8%, Venezia più 8,6%, Rovigo più 7,9%. Quindi insomma una crescita dell'inflazione in Veneto a velocità molto più alta che nel resto del paese, lo sottolinea Confesercenti Veneto in questa nota stampa ripresa dai quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Verona al top nell'aumento in questa classifica, di certo non invidiabile, dell'aumento dei prezzi e delle città più care d'Italia. Parliamo ora invece del lavoro. Sul Gazzettino di oggi un sondaggio interessante realizzato dall'Osservatorio sul Nord-Est, curato da Demos per il Gazzettino. 1 su 2 pensa di cambiare lavoro. A Nord-Est un lavoratore su 2 è pronto a cambiare lavoro, questo è il titolo. Il 53% degli intervistati ha ipotizzato di trovarne uno diverso per posizione o tipologia. Conta lo stipendio, ma anche un'attività più in equilibrio
con la propria vita. Quindi non c'è solo la retribuzione, che comunque è al primo posto tra le motivazioni, tra i fattori chiave per cui si cerca un nuovo lavoro, per i quali si sceglie di cambiare, ma c'è anche subito al secondo posto la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Quindi preferiti, cioè la motivazione per cambiare è prima di tutto lo stipendio e subito dopo, in secondo luogo, appunto che il lavoro possa essere in equilibrio con la propria vita privata. Seguono poi altri fattori, come ad esempio fare qualcosa che ci piace, un buon clima aziendale, un lavoro sicuro, che però è appunto alla quinta posizione, e poi ancora che sia possibile lavorare anche da casa. Ma questo è appunto l'ultimo fattore per il quale a Nord-Est si pensa a cambiare lavoro. Una indagine molto interessante, appunto pubblicata sul Gazzettino di oggi. Abbiamo poi un articolo, invece, una notizia legata alla Pedemontana. Parliamo quindi di trasporti, infrastrutture. Siamo sulle pagine del giornale di Vicenza di oggi. Pedemontana a rilento e incognita materiali. Attenzione, parliamo della superstrada Pedemontana Veneta, la grande opera voluta da Galan e poi portata avanti dalle tre ormai giunte Zaia, quindi il progetto che ha caratterizzato i 15 anni, se arriveranno a conclusione della legislatura in corso, di governo Zaia della regione del Veneto. Doveva essere consegnata a ottobre di quest'anno, ma tutto slitta in avanti. I ritardi costano 25.000 euro al mese, ma il conto si farà alla consegna dei lavori. Nel 2021 il calo è legato alla produzione dovuta ai materiali introvabili e ai costi che sono aumentati, scrive il giornale di Vicenza in un articolo di Cristina Giacomuzzo. Riporta le parole del direttore della struttura di progetto della superstrada Pedemontana Veneta, Elisabetta Pellegrini, dirigente regionale. Per ora siamo in ritardo di 2 anni dal termine contrattuale. La Pedemontana ad oggi è completamente percorribile tranne 2 tratte, quella tra Montecchio e Malo e quella tra Spresiano e l'innesto con la 27. Questi 2 stralci avrebbero appunto dovuto essere ultimati a settembre 2020 stando al contratto, però ci sono stati degli stop importanti, a cominciare dall'incidente mortale nella galleria di Malo e poi con i successivi 4 sequestri da parte della procura, appunto del cantiere in cui è morto un operaio che lavorava alla galleria. La regione, come concedente, ha chiesto alla concessionaria che ogni 4 mesi venga fornito un aggiornamento al cronoprogramma, proprio per aver chiaro l'andamento dei lavori. Quindi quando saranno aperte le ultime 2 tratte si ipotizza, ma la regione sta ancora attendendo l'ufficialità da parte del concessionario, si ipotizza quindi che entro fine dell'anno sarà concluso l'innesto con la 27, mentre si andrà probabilmente a marzo 2023 con la galleria di collegamento fino a Montecchio. Quindi insomma non sarà completata prima del 2023 la Pedemontana Veneta, la superstrada voluta da Galan e che forse Zaia riuscirà a realizzare, e sarà la grande opera che caratterizza il suo governo di 15 anni di Regione del Veneto. L'ultima notizia di oggi è una notizia flash, la troviamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Informazione a rischio, protesta a Venezia. Si parla della riforma Cartabia e si parla di una manifestazione, di un sit-in promosso oggi, questa mattina alle 10:30 in Campo Manin a Venezia, da parte dei giornalisti del Veneto. Tutti in campo per il diritto dovere di cronaca. Questo è lo slogan. Tutto nasce dal decreto 188/2021, la cosiddetta riforma Cartabia, che ha introdotto un nuovo illecito disciplinare per i magistrati che informino i cronisti dei risultati dell'attività di indagine. Gli unici autorizzati a parlare sono i procuratori della Repubblica, ma soltanto in occasione di conferenze stampa, e i giornalisti, i cronisti veneti protestano contro appunto questo provvedimento e parlano di informazione a rischio e scendono in campo per il diritto dovere di cronaca. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.